Servizio senza mascherina all'aperto, regole meno stringenti, movida, viaggi e ora le feste per gli europei. Troppe situazioni di rischio a cui i giovani sono più esposti. Ci si prepara a un nuovo aumento di ricoveri anche in rianimazione. Alessia Piovesan. Si attende un'impennata di presenza di giovani in terapia intensiva. Ma non solo giovani, di persone non vaccinate è possibile che ci possa essere. Il tunnel del Covid lo ha percorso dall'inizio e sempre in prima linea. Parla per esperienza Ivo Tiberio, direttore della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Sono state 325 fino ad ora le persone ricoverate nel suo reparto. Il tasso di mortalità dei suoi pazienti nella seconda e terza ondata per fortuna è ben lontano dalla media nazionale, 14,9% contro il 40%. Solo per una settimana questo reparto è stato Covid free, quella dal 17 al 21 giugno, a seguire altri 2 ricoveri per la variante Delta, più contagiosa, 2 signore giovani di 32 e 49 anni. La prima ora è stata dimessa. I giovani sono più esposti, se non vaccinati, al rischio di infettarsi perché hanno una maggiore socialità, un maggiore numero di contatti. Un calcolo statistico dunque, giovani più contagiati, quindi più esposti al rischio. Non tutti allo stesso modo però, esistono studi sulla predisposizione alla gravità. Se si infettano tantissimi giovani, tra alcuni giovani c'è la probabilità che si possa finire in terapia intensiva, ma questo vale anche se si infettano tantissime persone non giovani, a maggior ragione anche loro hanno il rischio che possano venire in terapia intensiva. Qual è la via maestra per non finire in terapia intensiva? Da quando è iniziata la campagna di vaccinazione sul personale sanitario, il numero di sanitari finiti in ospedale in terapia intensiva praticamente si è azzerato.